Per quanto riguarda la perdita di fatturato parliamo quasi di 2, 3, 4 milioni di euro di fatturato perso. La pesca delle vongole è ferma da più di 14 mesi, una moria che ha colpito i bivalvi e che non ne ha risparmiato nemmeno uno. Quello che si pesca ormai è pari a zero. Un risultato che non è confortante per quanto riguarda la pesca delle vongole di mare, 17 mesi che più di un centinaio di imbarcazioni sono sostanzialmente a casa, non ci sono grandi aspettative rispetto alla risorsa e quindi avremo di fronte altri 12-14 mesi di attesa per capire se la risorsa ci sarà oppure no. All'origine di questo il cambiamento climatico che comporta piogge molto intense e dunque una quantità importante d'acqua dolce che si scarica in laguna, cambiando la salinità dell'acqua, dunque l'ecosistema ottimale per far crescere le vongole. E di fronte ai cambiamenti climatici, di fronte all'innalzamento della temperatura, queste piogge scroscianti improvvise che caricano la salinità di acqua dolce e altre di sostanze di cui non riusciamo a capire, ha creato questa moria incredibile che dura ormai da 17 mesi. Quello che accade è che ci sono pescatori fermi da oltre 14 mesi. Si calcola che sarebbero circa 700 le partite IVA dismesse, un problema ambientale che diventa necessariamente economico. In termini economici il settore viene devastato da questa moria, in termini di persone che restano a casa abbiamo circa 130-140 imbarcazioni con un numero di addetti che varia tra i 200 e i 250 addetti più tutto l'indotto. L'Egacop con i pescatori annuncia una manifestazione per chiedere al governo non solo regionale ma anche nazionale degli incentivi per poter agire sulla salvaguardia dell'ambiente e salvare anche tante famiglie che vivono di pesca. È un dramma sociale, un dramma culturale, un dramma economico, non possiamo più andare avanti così. Quello che stiamo chiedendo alle istituzioni, al Ministero e chiederemo alla Regione anche attraverso una manifestazione che faremo a breve a Venezia con le imbarcazioni, pacifica ovviamente, è quella di sostenere questo settore.